Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. In 10.000 al corteo a Palermo per lo sciopero generale di CGIL e UIL. In Sicilia, protestano i sindacati, le pensioni sono più basse che nel resto del paese. I giovani senza il lavoro vanno via, la sanità è in crisi. A Messina un altro caso di morte sospetta al Papardo, esposto alla magistratura dei figli di un anziano morto dopo un intervento in ospedale. Prevista per lunedì una nuova ispezione degli investigatori. Dopo la crisi idrica, acqua inutilizzabile in 15 comuni in provincia di Trapani e in 3 dell'Agrigentino, anche per uso non alimentare. La causa? Salmonella nella rete idrica. A Caltanissetta intanto nuovo stop alla distribuzione dell'acqua con turni senza una conclusione imminente, residenti allo stremo. La morte di Ilaria a Piazza Armerina, al TG Sicilia il super perito nominato dalla famiglia avrà il compito di analizzare i cellulari sequestrati ai compagni della ragazzina. Catania, operata d'urgenza a San Marco, la madre della piccola Gloria, la neonata morta subito dopo il parto all'ospedale Garibaldinesima, attesa per l'esito dell'autopsia sul corpo della piccola. Oggi è il Black Friday, quello che in America è il venerdì nero dei super sconti, in vista del Natale. I siciliani approfittano dei saldi, ma acquistano con parsimonia. Calcio, Palermo in cerca della svolta, domenica al Barbera arriva lo Spezia degli ex Matteiu e Soleri. In Serie C Catania alla Cavese nel mirino, Toscano e i suoi puntano a cancellare l'eliminazione dalla Coppa Italia. Bentrovati. In 10.000 in corteo a Palermo per lo sciopero generale di CGIL e UIL. In Sicilia protestano i sindacati, le pensioni sono più basse che nel resto del paese, la sanità è in crisi e i giovani senza il lavoro vanno via. Marco Gullà. Questa legge di bilancio non ci soddisfa, non dà risposte ai giovani perché non crea lavoro, non crea stabilità. È proprio il lavoro uno dei temi centrali dello sciopero generale promosso da CGIL e UIL. Qui siamo a Palermo, oltre 10.000 persone sfilano per le vie del capoluogo. Il tema dello sciopero espresso negli striscioni e nel titolo dell'iniziativa è cambiare la maniera di bilancio. Tantissimi cartelli, tra i quali uno che vede il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in una caricatura paragonato al personaggio del film Cettola Qualunque. Arrabbiati perché il governo non ascolta i bisogni degli italiani, dei poveri, quelli che non si possono curare, dei pensionati che non arrivano a fine mese, dei lavoratori precari. Siamo incazzati per questo. E le persone per venire a manifestare, per scioperare, perdono una giornata di lavoro perché hanno bisogno di fare capire al governo che abbiamo bisogno. Redditi bassi, poco lavoro e giovani costretti ad emigrare dalla Sicilia. La protesta accesa di sindacati e lavoratori. Siamo qui per lamentare tutto quello che non va in questo paese, perché è inaccettabile che per una visita medica dobbiamo aspettare mesi. Stiamo parlando da amministrazioni comunali, amministrazioni regionali, non c'è un aspetto che funziona in questo paese, non c'è il lavoro, non c'è nulla, i ragazzi devono partire. Siamo molto arrabbiati perché vogliamo che ci vengano riconosciute i giusti diritti e che comunque vengano adeguati anche gli stipendi e le pensioni, soprattutto dei nostri genitori e dei nostri nonni. Ci precettano perché abbiamo rispettato le norme per la programmazione dello sciopero. Hanno paura di noi? Questa è la risposta della piazza. Questo è il paese reale che protesta oggi. A Messina un altro caso di morte sospetta al Papardo, esposto in procura dei figli di un anziano morto dopo un intervento nell'ospedale. Intanto l'inchiesta prosegue, è prevista per lunedì una nuova ispezione degli investigatori. Francesco Triolo.
Si profila un altro caso di morte sospetta all'ospedale Papardo di Messina, dove un 82enne originario della provincia di Ragusa, residente da decenni in Australia, è deceduto lo scorso 17 settembre. I figli che vivono in Australia hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Messina attraverso l'avvocato Massimiliano Fabio, chiedendo il sequestro della cartella clinica e di tutta la documentazione relativa al ricovero. L'anziano, in vacanza sull'isola di Stromboli, era stato colpito da un infarto e trasferito d'urgenza negli soccorsi al Papardo, dove era stato sottoposto ad un'angioplastica con applicazione di uno stent. I medici avevano assicurato la famiglia sul buono stato di salute del paziente, nonostante fossero presenti calcificazioni coronariche che richiedevano ulteriori interventi. Nonostante le rassicurazioni, le condizioni dell'uomo si sono improvvisamente aggravate, portando ad un ricovero in terapia intensiva per un'infezione inizialmente diagnosticata alle vie urinarie e poi ai polmoni. Il rapido peggioramento a causa del decesso ritenuto anomalo dai figli, che ora chiedono piena luce sulla vicenda. Intanto, sul fronte dell'inchiesta è slittato alla prossima settimana l'interrogatorio della direttrice generale dell'ospedale, Catena Di Blasi, convocata in procura dopo il sequestro delle 2 sale operatorie. E per lunedì è prevista una nuova visita degli investigatori. Dopo i primi rilievi della scientifica e il sequestro disposto dal giudice, infatti i magistrati Anna Maria Arena, Anita Siliotti e l'aggiunto Vito Di Giorgio hanno ritenuto necessario effettuare nuovi esami direttamente nelle sale dell'ospedale, che saranno effettuate dai consulenti scientifici che hanno già analizzato parte dei campioni prelevati nei precedenti accertamenti tecnici. Dopo i mesi di siccità, in 15 comuni in provincia di Trapani e in 3 dell'Agrigentino, l'acqua dai rubinetti non si può utilizzare neanche per uso non alimentare. La causa? La presenza di salmonella nella rete di distribuzione idrica di Sicilacque. Laura Spanò. Ancora un'altra tegola per il trapanese. Non bastava la prolungata crisi idrica, ora dai rubinetti scorre l'acqua ma non si può utilizzare. Tutto questo per via dell'allarme salmonella scattato in queste ore. La presenza del batterio è stata riscontrata nelle reti gestite da Sicilacque, in particolare nell'acqua della diga Garcia in uscita dal potabilizzatore di Sambuca. È stata la stessa società a darne comunicazione ieri sera all'azienda sanitaria provinciale di Trapani e di Agrigento, che hanno invitato i sindaci a emettere l'ordinanza che vieti l'uso potabile dell'acqua fino a quando la situazione non ritornerà alla normalità. Si parla di almeno 5 giorni. Il batterio presente in rete costituisce un fattore di rischio significativo per l'acqua in distribuzione, scrive il direttore del Dipartimento Prevenzione Francesco Di Gregorio. Intanto per i comuni di Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Buseto, Alcamo, Paceco, Erice, Valderice, Custonaci e Trapani, e nell'Agrigentino Santa Margherita Belice, Montevago e alcune contrade di Sambuca c'è il divieto di utilizzare l'acqua potabile per bere, cucinare, lavare alimenti e persino per l'igiene personale, compreso fare la doccia. L'ASP ha suggerito di acquistare acqua potabile in bottiglia per coprire le necessità quotidiane e adottare sistemi temporanei di potabilizzazione come la bollitura prolungata dell'acqua, l'uso di disinfettanti come la mucchina da utilizzare secondo le indicazioni riportate nelle confezioni. Intanto a Caltanissetta nuovo stop alla distribuzione idrica, con turni che si prevede si prolungheranno ancora per parecchi giorni. I residenti sono ormai allo stremo, costretti a riempire vasche e bidoni per procurarsi un minimo di acqua. Rita Cinardi. A Caltanissetta torna l'incubo della crisi idrica, con turni che, come si prevede, si allungheranno oltre 10 giorni. La città, già provata da mesi di emergenza idrica, da martedì ha dovuto subire un nuovo stop alla distribuzione dell'acqua a causa dell'ennesimo guasto dell'acquedotto Ancipa. Guasto che è stato già riparato, ma ieri la cabina di regia per l'emergenza idrica della regione ha imposto a Sicilacque il distacco di Caltanissetta e San Cataldo dalla diga Ancipa, che potrà rifornire soltanto 5 comuni dell'ennese Ancipa dipendenti. Il capoluogo nisseno adesso potrà ricevere soltanto acqua dai pozzi, che in questo momento viene garantita in quantità minime, perché a causa di grosse perdite dalla conduttura che dovrebbe far arrivare l'acqua dal campo pozzi di San Giuliano in territorio di Butera, dovrà prima essere realizzato un bypass di 1,6 km. Attualmente i tecnici stanno lavorando per realizzarlo e nel frattempo a Caltanissetta e San Cataldo arrivano quantitativi non sufficienti a soddisfare le esigenze dei residenti. Per molte famiglie si tratta di un ritorno a decenni fa. Quasi in ogni casa si riempiono vasche e bidoni, perché resistere senza acqua corrente per oltre una settimana è quasi impossibile. Addirittura si parla di 12 giorni.
Quindi credo che sia veramente vergognosa una cosa del genere. Per commercianti e ristoratori le cose non vanno meglio, in tanti sono costretti a rifornirsi con le autobotti, costi che vanno a pesare su un'imprenditoria, quella nissena, già in difficoltà. Con notevole aggravio di costi sia diretti che indiretti, perché comprano due autobotti alla settimana e anche nei costi delle materie prime come frutta e verdura ci sono stati notevoli aumenti. Uomini che odiano le donne. Un bengalese di 39 anni è stato fermato dai carabinieri di Termini Imerese per violenza sessuale nei confronti di una giovane straniera. La vittima ha denunciato di aver subito l'aggressione nell'abitazione dell'uomo, dove era stata trascinata sotto la minaccia di un coltello mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Trabia. A Trapani i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 38enne per maltrattamenti e lesioni alla moglie e ai 4 figli. I militari sono intervenuti dopo le segnalazioni dei cittadini che hanno assistito alle botte dell'uomo, alla donna e ai figli in strada. Palermo scoppia un nuovo caso sull'assegnazione dei fondi regionali per la promozione turistica. Stavolta nel mirino finiscono contributi per 147.000 euro destinati al piccolo comune di Castel di Lucio e gestiti dal segretario di un deputato di Forza Italia, Mario Viola. Non bastava il caso Auteri a Sortino, anche il piccolo comune di Castel di Lucio, nel Messinese, poco più di 1000 abitanti, adesso finisce al centro di una vicenda simile. Fondi per oltre 147.000 euro sarebbero stati stanziati dalla regione per spettacoli organizzati in quel territorio da 2 associazioni a capo delle quali ci sarebbe il segretario del deputato azzurro Alessandro De Leo. Il sistema sarebbe uguale a quello denunciato per Auteri, che avrebbe dirottato fondi su un'associazione che si trovava nella sua abitazione gestita da sua madre. Tecnicamente nessun reato, ma una questione di etica e opportunità politica quella che viene sollevata proprio mentre l'Arse discute l'assegnazione dei nuovi contributi per il 2025, circa 7 milioni e mezzo di euro per la promozione turistica. Tocca ai 5 Stelle presentare un emendamento anti-parentopoli. La norma prevede che i finanziamenti siano concessi d'ora in poi solo tramite avviso pubblico e che i rappresentanti degli enti beneficiari non abbiano legami di parentela o affinità con il Presidente della Regione, gli assessori o i deputati regionali. Ma intanto le opposizioni chiedono di cancellare del tutto un capitolo di spesa esistente che vale 3 milioni e mezzo di euro destinati all'assessorato al turismo per le iniziative di alto valore turistico promozionale. Si tratta di fatto di quelle che una volta si chiamavano iniziative direttamente promosse, soldi fondamentalmente a disposizione discrezionale del vertice politico. Se ne parlava a Palermo tra i partecipanti allo sciopero generale. Ebbene, ad Agrigento per effettuare una coloscopia c'è una lista d'attesa anche di 15 mesi, 1 anno e 3 mesi, e la denuncia di un paziente bisognoso di cure per combattere un tumore. E Schifani ha disposto un'ispezione nella locale azienda sanitaria. Sentiamo Davide Sardo. Da 7 a 15 mesi per una coloscopia urgente. Succede ad Agrigento, dove un paziente oncologico ha tentato di prenotare l'esame al CUP, il centro unico prenotazioni dell'azienda sanitaria. L'operatore gli ha prospettato 2 date, la prima a Sciacca nel novembre del 2026 e la seconda a Canicattì nell'agosto del 2025. In pratica, per una sospetta recidiva da tumore, l'uomo dovrebbe aspettare diversi mesi. La denuncia, ripresa dal quotidiano La Sicilia, ha avuto se non altro un effetto immediato. L'azienda sanitaria agrigentina ha annunciato di avere attivato un numero di telefono riservato alle prenotazioni dei pazienti oncologici e ha disposto un'ispezione. Il presidente della regione Renato Schifani ha sollecitato l'assessore alla salute Giovanna Volo ad intervenire sul caso, ribadendo l'impegno del suo governo nell'abbattere le liste d'attesa e restituire dignità ai pazienti siciliani. Morte di Lari a Piazza Armerina. Al TG Sicilia il super perito nominato dalla famiglia avrà il compito di analizzare i cellulari sequestrati ai compagni della ragazzina trovata impiccata vicino a casa. Lorena Dolci.
Se esiste quella foto che ritrae Larimar in pose intime, se circolava un video compromettente ripreso a sua insaputa, lo dirà l'analisi degli 8 cellulari sequestrati ai suoi compagni. Per questo la famiglia della ragazzina, trovata impiccata vicino casa a Piazza Armerina, ha nominato un superperito, lo stesso del caso di Alberto Stasi, che seguirà l'analisi dei dispositivi. Tendenzialmente qualche cosa si riesce a recuperare, però dipende molto da quando è stata cancellata, dal tempo intercorso, dagli applicativi coinvolti, quindi insomma non possiamo dire a priori se sarà possibile o meno. L'accertamento sarà utile anche per confermare 2 nuovi capi di accusa che la procura ha aggiunto a quello di istigazione al suicidio, revenge porn e detenzione di materiale pornografico. L'avvocato della famiglia, che continua a non credere all'ipotesi del suicidio, non conferma però neanche questo tassello. Noi non sappiamo nulla con riferimento a questo video, non sappiamo niente con riferimento alle immagini. E neppure gli amici e compagni di Larimar più vicini alla famiglia hanno riferito niente di ciò. Nei prossimi giorni l'avvocato sentirà le persone vicine alla ragazza e in grado di ricostruire il contesto in cui stava vivendo gli ultimi giorni prima della morte, come quell'amica a cui Larimar aveva inviato le foto del suo ultimo tema in classe. Lei, figlia di un siciliano e di una brasiliana, nata e cresciuta a Varese, rivendicava la sua diversità. Ognuno di noi è diverso, scriveva, ed è per questo che la definizione di cultura non può essere che personale. Catania ha operato d'urgenza a San Marco la madre della piccola Gloria, la neonata morta subito dopo il parto all'ospedale Garibaldi di Nesima. E intanto si attende l'esito dell'autopsia sul corpo della piccola. Desiree Ferlito. Dopo la visita, dopo l'ecografia, è emerso che lei aveva un grosso residuo di placenta dentro l'utero, che poteva essere molto pericoloso e metterla anche in pericolo di vita. Si apre un nuovo importante capitolo sulla vicenda di Gloria, la neonata morta 10 giorni fa all'ospedale Garibaldinesima di Catania, poche ore dopo il parto, e che allunga la potenziale scia di responsabilità dell'ospedale. La sua mamma è stata ricoverata d'urgenza al San Marco di Catania per un delicato intervento per la rimozione della placenta lasciata in utero. Errori su errori, situazioni disastrose che stanno anche impedendo alla mamma di occuparsi anche della parte più drammatica di questa vicenda. Intanto oggi l'autopsia sul corpicino della piccola Gloria presso l'ospedale Garibaldinesima di Catania. Io mi aspetto purtroppo la conferma di quello che in questo momento è ancora un sospetto, cioè il fatto che ci siano stati una catena di errori che hanno determinato la morte della piccola. La sepoltura della piccola Gloria verrà invece posticipata, con la speranza che la sua mamma stia bene e possa dargli l'ultimo saluto. 4 scafisti di origine sudanese sono stati fermati a Catania con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Adelaide Barbagallo. 4 scafisti di origini sudanesi sono stati fermati dalla polizia di Catania su disposizione della procura per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. I fatti risalgono allo scorso 20 novembre, quando al porto di Catania è attraccata la nave ONG Aita Mari, battente bandiera spagnola, con a bordo 53 migranti di varie nazionalità, soccorsi in acque internazionali. Trasferiti nella struttura di via Forcile, le indagini della polizia giudiziaria hanno ricostruito la traversata. Il gommone, di modeste dimensioni, sul quale viaggiavano i migranti, era partito dalle coste libiche e poi, dopo lunghe ore di navigazione, costretto a fermarsi a causa di un'avaria, prima di ricevere i soccorsi. L'azione investigativa ha consentito di delineare il ruolo dei 4 sudanesi che, unendosi al restante gruppo di migranti solo nelle fasi immediatamente precedenti alla partenza in mare, avrebbero assunto a vario titolo il comando dell'imbarcazione, collaborandosi tra loro con diverse mansioni. A suffragare il quadro indiziario convergerebbero anche gli esiti delle perquisizioni personali eseguite nei loro confronti, dal momento che sono stati trovati in loro possesso alcuni dispositivi elettronici riconducibili al ruolo che gli stessi avrebbero rivestito sull'imbarcazione durante la lunga traversata in mare. Oggi è il Black Friday, quello che negli Stati Uniti è il venerdì nero dei supersconti in vista del Natale. I siciliani approfittano dei saldi ma acquistano con parsimonia. Andiamo a curiosare con Adelaide Barbagallo.
In Sicilia, nelle vetrine dei negozi, sconti e promozioni vengono pubblicizzati da una settimana, ma è oggi il Black Friday. È il venerdì che in America cade il giorno dopo la festa del ringraziamento e considerato l'inizio della stagione degli acquisti natalizi e dei relativi saldi. Il venerdì che negli anni 50 i negozianti segnavano col colore nero per indicare grandi affari, al contrario dei giorni segnati in rosso. Una giornata di sconti speciali adottata anche in Italia. I siciliani colgono l'occasione di prezzi ribassati? Io sto andando in palestra, è il miglior regalo che mi possa fare. Ma sono già acquisti per i regali di Natale o per lei? No, è un acquisto personale, mi sono fatto un regalo personale, tutto qua. E i giovani per chi comprano? Sia per me stesso che anche per la mia famiglia. Ne approfitto giustamente. Infatti, ne approfittiamo, così vogliamo di meno. Sconto reale o meno si acquista solo se il prezzo viene giudicato conveniente. Non ho fatto quello che viene consigliato, di venire il giorno prima, vedere qual è il prezzo, non ho avuto questa pazienza, quindi devo stare in fiducia. Mi hanno detto che c'era una cifra col 40% di sconto. Il Natale è alle porte, ma non tutti al momento sembrano pensarci. I commercianti temono una flessione nelle vendite nel periodo delle feste, ma c'è da scommetterci. Ci saranno sempre regali e acquisti last minute, quelli dell'ultimo minuto. Una rettifica adesso in riferimento al servizio trasmesso dal nostro telegiornale il 25 novembre scorso, nel quale la signora Veronica Michalizzi raccontava di avere subito violenza da parte dell'ex marito nel periodo della sua gravidanza, tanto da provocare parto prematuro. Il legale dell'uomo precisa che nessun addebito in tal senso può essere fatto al suo assistito. Da cartelle cliniche depositate nel procedimento penale in corso a Palermo, prosegue l'avvocato, la donna risultava affetta da infezione alla membrana della placenta che ha provocato l'espulsione precoce del feto. Lo stesso avvocato sottolinea che il suo assistito allo stato risulta incensurato. È il momento della nostra pausa, adesso tra poco per il calcio il Palermo al lavoro in vista del match contro lo Spezia e il Catania che recupera alcuni infortunati per l'incontro di domani con la Cavese. State con noi, a tra poco. Riprendiamo con il calcio, Palermo che lavora in attesa del match di domenica al Barbera contro lo Spezia. Tornano da ex Matteiu e Soleri. Dionisi chiede la svolta. Marco Gullà. AAA cercasi gol. Le punte centrali del Palermo hanno numeri tra i peggiori della Serie B in quanto a rendimento. Henry, Brunori e Leduaron, i tre alfieri che dovevano mettere le ali e Rosanero, sparano a salve. Solamente 3 gol segnati in tutto il campionato, 2 fatti da Henry, 1 da Brunori, tra l'altro su rigore, e 0 da Leduaron. E domenica al Barbera arriva lo Spezia, secondo in classifica, con 2 ex rosanero vogliosi di riscatto, Matteiu e Soleri. Il Palermo deve cambiare marcia, anche perché la classifica inizia a non sorridere, siciliani sempre in zona playoff, ma solamente con 3 punti di vantaggio su quella playout. Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha pareggiato contro la Sampdoria, pochi dubbi soprattutto sul sistema di gioco che rimane il 4-3-3. In avanti potrebbe essere confermato lo stesso tridente schierato domenica scorsa, ma non sono escluse sorprese. Con molta probabilità ci saranno Insigne a destra, Henry al centro e Di Francesco sulla sinistra, ancora panchina quindi per Brunori, sempre più lontano dall'orbita rosanero. Ranocchia va verso la conferma nel ruolo di playmaker con Segre e uno tra Verre e Gomez. Al Barbera l'ex Soleri, molto amato dal popolo rosanero, sarà titolare. Catania con 4 giocatori in più in vista della partita contro la Cavese. A entrare chi torna a disposizione è stato lo stesso tecnico durante la conferenza stampa pre-gara di pochi minuti fa. Ascoltiamo Francesco Triolo. Sturaro, De Rose e Ierardi. Lunetta ha bisogno di qualche altro giorno di riposo.
Mimmo Toscano elenca i recuperati in vista della gara di domani contro la Cavese e l'esordio della sua conferenza stampa pre-gara di oggi. Parole che danno un pizzico di positività per un Catania che ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane con tante assenze. Quanti minuti potranno garantire in campo ancora non si sa, ma intanto è sempre bene avere a disposizione più soluzioni. La partita contro la Cavese potrebbe segnare il definitivo rilancio del Catania in campionato. Il successo interno ai danni del Trapani una dozzina di giorni fa, il 2-2 ad Avellino, sfiorando un clamoroso successo esterno, hanno dato alla squadra uno slancio in più in vista della fine del girone d'andata. Non siamo al completo, ma per questo dobbiamo dare tutti qualcosa in più per sopperire a questa situazione. Si appella al senso di squadra, alla compattezza del gruppo, quindi Mimmo Toscano, che conta ancora più di chi sarà a scendere in campo dal primo minuto. Lui farà la conta nell'immediata vigilia della partita. I dubbi di formazione sono i soliti, ma l'obiettivo è uno: non perdere contatto con le prime posizioni. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.